E wagyu! Ciao, benvenuti bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, come starete vedendo dal clima insomma, è piena estate possiamo dire, assurdo. Magari, anche se un po' di freschetto lo sento. Una coppia atipica, è vero, io e Mirko F. Perché stiamo preparando cose importantissime, ragazzi, non avete idea. Ragazzi, organizzazione di 20 persone in due però, cioè 10 e 10, 15 e 5, dai. Signori, il 28 marzo, ve lo ricordo, c'è l'evento dell'anno, Napoli Creators contro Nazionale Creators al Milan Sport Village, via Domenico Cimarosa, quarto Napoli. Lasciamo qui la locandina con tutte le info, da quando venite va giù perché sarà un evento incredibile. Esatto, è la prima volta che si fa sul web. Siamo lavori in curse, possiamo dire. Come vedete dalla location siamo nella bellissima Napoli, siamo sul lungomare, non saremo soli. Adesso vi faccio vedere con chi siamo, quali sono gli ospiti di questo video. Voi cominciate a lasciare un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e ci vediamo il 28 marzo. E comunque è bellissima, c'è una visuale di quello che sto vedendo io in questo momento, la devo fare pure a voi. Guardate qua, sole altissimo e il lungomare. Poi, guardia di finanza, abbiamo problemi, però non vedo io ancora i due ospiti. O probabilmente siamo noi lontani dal posto in cui dobbiamo incontrarci con i due ospiti. Intanto Mirko che fa foto al paesaggio. Ragazzi, ma perché merita, cioè, come si dice, se non sei stato a Napoli non hai visto ancora niente dalla vita. In realtà non esiste questo detto, l'ho appena inventato, quindi citazione mia. Stiamo facendo tornare la mora del diciamo in sé. No, non lo so perché lo sto facendo. Diciamo in sé. Diciamo non li avevo ancora visti. Buongiorno. Diciamo ecco i nostri due ospiti di questo magnifico vlog. Gabbiano? Sì. Caccia famo. Allora signori, oggi si mangia, come al solito. Sai qual è? Occhio, perché dopo la vincita da Tony, cos'è che fai? Offri? Ah, perché? La stai sponsorizzando tutto. Dai. Però devo dire una cosa. Andrea? A parte il dai, ho un nuovo soprannome. Vai Andrea. Ermocio mi chiamo. Ah, mo è così. Ermocio. Ciao Paolo, ti mando un grande abbraccio. O presidente di tutti i più forti di Napoli. Ok. C'è il multiverso Paolo, presidente della Nazionale Creators, che vuole il saluto da te. Il blindato in arte. Sai che con il presidente della Nazionale Creators abbiamo fatto un sacco di uscite con la FIDE. Veramente adesso pazienza, sa veramente. È un multiverso però. Blindato sulla luna. Ok signori, siamo da Frisco. Vabbè, giustamente dobbiamo comunque restare in tema. Siamo freschi. Sempre quello là per 4. A piacere quello? Ma sì, al sole ancora. Ok, al sole ragazzi. Ah, la pistola. Ma veramente non ti sei fatto vedere? Che cosa? Quella che è appena nominato. Ah, la pistola. La Vistole. La fistole. Vabbè no, quella la vedono e Vistole perché l'hanno visto. Fistole. Comunque altre che dice andiamo diretto con i primi perché sennò non ce la fai. Andiamo al dessert direttamente. Sei un impegnato, sei. Che devi fare? No, offre lui oggi. Come offri tu? Questo è il video, il blindato ci offre il pranzo. Wow, voglio te cose. Wow, non esiste proprio. Lo possiamo prendere? Solo le prime, escluso le bibite. Diciamo questo è quello che ci puoi comunque offrire quest'oggi. Escluso le bibite. Oh no, bibite escluse. Però sono stati insomma degli amici perché potevano benissimo andarci giù di no? E invece... ordinare, invece l'hanno chiesto. No, sappiamo che è un evento più unico che raro, non è un po' come una chiovra, purtroppo mi dispiace. Però si può anche avere la versione che uno approfitta, visto che è un evento più unico che raro. Che mo prossimo anno, l'anno nuovo. Allora, diciamolo perché offri, perché se andate a vedere il video che ha messo oggi lui sul suo canale, andate a vedere quanto ha vinto, non diciamo quanto. Ma io, allora, prima visto che Paolo blindato, parto prima perché io voglio prima in mezzo una settimana, vorrei un antipasto, cioè capire la fritturina all'italiana, che da tipo anche una sola da tipo. Ma la fritturina all'italiana in mezzo ce la mangiamo tutti quanti. Un po' che bruschette. No, ma anche solo la fritturina, proprio la per frittura. spezzoliare, capito? Possiamo prenderla. Ne sa, c'è la fasta mangiata di coriandolo. Vediamo quanto Li facciamo arrivare insieme ai primi però, facciamo tutti insieme. Da quando viene la frittura? Fritto cafone, 10 euro. Ci sta, dici, la fuori con lungomare, stai, 10 euro. 10 euro. L'hai fatto? A posto. A livello di primi come volete comportarvi? Nerano. Purione rano. Che è su Renato? Nerano. Nerano, che Spaghetti alla nerana. fai vedere come sono? 14 euro. E già 2 sono a 28. 28 più 10, già sta a 38 e neanche tu e Giovanni avete ordinato. Giovanni è intollerante, quindi in teoria non si può prendere niente. Invece no, perché io già ho scelto spaghetto capumarola fresca. Aspetta, Scusa, può provare, come ci ha mangiato? Poi rimane si Nicolà. Viene 10 euro. 10 euro. 10 euro. Ok, spaghetti.
48. Oddio, alle vongole costa 22. Anche tu. 48 più 22 fa 60. Chi siamo? E lo spaghetto alle vongole? Bibita esclusa, Alfredo. Ah, vabbè, la prima è già arrivata qua al lago. E che se ci pigliamo? Va tu. Bollicine. Oh, parli tu, perché tu offri già. Allora, noi dobbiamo ordinare certi menù. Certi menù. Che cosa vuoi ordinare? Che cosa vuoi La cosa per far sparagnare. Io faccio sparagnare, io ordinare. Godo. Ok, ottimo. Oh, è questa comunque è una buona notizia, mi già l'avete fatta ridere. Grazie. Perché vi Allora, spiego, perché allora lui lui non ha un euro. Diciamo, questo però è un dato di fatto, non è che stiamo... Oggi non so come è andato all'Eurobet e ha vinto. Grande, grande. Oggi come minimo devi offrire a tutti. Esatto, Come minimo. E il video è proprio questo. Bibite escluse. Vabbè, loro bevono acqua, lo sai. Vabbè. Non ti preoccupare, non chiama a vino. Vabbè, comunque allora volevamo fare un fritto prima pure Anche insieme va bene i primi, il da frittura all'italiano, così facciamo. Non la firmo, la faccio Sì, arrivare sì, va subito bene. e poi i primi Sì, già va in bene, marcia. va Allora, i primi sono 3 spaghetti. Ah, già lo sai. Allora andiamo con ordine, tu cosa vuoi? Spaghetti con le vongole. La faccio rogare. Vabbè, per parte tu... Ah, boh, sì, per lui va bene. Io vorrei un cioè, due nerano allora. A me spaghetto col pomodoro fresco. È una coca, grazie. Una sola. Ah, perché giustamente bibite esclusa. Almeno una Fanta allora. Ok, una fanta. Bibite escluse. Ma quando è detto? La roba, se vede la roba. E i conti si fanno alla fine. Mangiate rilassati, con questo solo. Mangiare con questo solo non c'è prezzo. Oh, vero, però. Però poiché non è la prima volta che voi venite qua, io già vi ho visto. Esatto. Voi già sapete che qua non si paga tanto. Qualità, prezzo, numero uno, giusto? Esatto. Ma la conferma sta nel fatto che non è la prima volta che ci vedete. Fanta e Coca-Cola? Sì. Quella è un'altra naturale. Perfetto. E per la vostra simpatia vi offro anche io una pizza subito, va bene? Maroni! Frate, Cioè, è giornata... giornata qua da fresco. È giornata fresca oggi. Proprio una giornata fresca da cava. Quindi non ti chiamerai più Alfredo, ma al fresco. Al fresco. Se no, cioè, speriamo che non si andrai mai. Comunque il fresco. Pizza offerta. Sì. Ma che? Speriamo che non sia una pizza cacas. Come vi avevo promesso. Questa ragazzi. La Questa è cosacca. Bravissimo, bravissimo. Questa secondo me è la migliore, la migliore. Buon appetito. Grazie. Oh, siamo 4, quindi un pezzo a testa. Mangiamo questo. Allora, questa non Però è potrei. stagionata, Ma tutto sopra è stagionato. Cioè, Solo al formaggio. è solo formaggio. Non ci sta mozzarella. Non c'è niente, la cosacca è così. Devi domandare Giovanna. Mamma mia. Ho visto già. Guarda, chi già fatti, chi là. tu. Mancano fine la cosa. Aiuto. Allora, trovatemi una cosa di più bello di quello che stiamo facendo in questo momento. Pizza, sole, lungomare e un signore là che sta cantando Oi vita mia. Andare alla Cioè, Colbert. c'è qualcosa di meglio, insomma. Cosa? Ho dovuto ingoiare, vai, ma ci bruciata la lingua. Mamma Quando mia. ti giuro faccio così. Vedi la lingua? Oh, mi sono cotto. Il tutto. Per un futile morso. Per il video. Vai Mirko, vai. Il momento 2. Dai. Ah, cos'hac. E speriamo che non la rindi in pack. Comunque veramente ottima, però non so se la puoi mangiare, fra. C'è un po' formaggio, Però basta che sia stagionato, no? Adesso chiedo. Devi chiedere. Vedi quanti mesi è stagionato. No. Tu te ne intendi di La cosa? domanda è perché lui è intollerante al lattosio, è stagionato il formaggio. Ma qui un attimo. Perché capisci, non sappiamo mangiare. Grazie a Nadi. Stagionato il formaggio, come? Ma non c'hai più di 6 mesi. Ah, Ci vogliono ok. più di 6 mesi. Sì. Vabbè, non fa niente. Vabbè, non fa niente. Faccio fare una piccolina solo del pomodoro. No, non ti preoccupare, tanto comunque dovevo mangiare. Era così per... Ma non mangi niente. No, proprio come se fosse una buona porzione. Siete troppo gentili, ragazzi, oggi. Pigliare tu, io capicchio. Ui, e ti mangiate pure una tua fetta di pizza. Spero che lo mette sul culo, quella che Aspetta, questa è la faccia di Super Allan. Era poi per i portafogli tuoi. Sì? No. Ah, potremmo mangiare. Godo! Il karma, frate, esiste. Frate, il karma esiste, è bloccato così sul più bello. Ma però è stata bella, piccola. Chi lo da chiamare dall'ultima a tutti? Ma com'è buono? E una volta mangia la cosacca. Perché deve una diarrea.
Oh. Questo penso sia la cosacca più buona che abbiamo mangiato in vita mia. Prendertela, rubartela da mano. È stata cosa No, ha un altro sapore. Fritturina chiesta da zio Mirko. Comunque queste cose così, zucchine fritte, cose clamorose. Assurdo, voglio. Questa è frittura in tempura. Ho detto bene. Bravo. La frittura in tempura non fa cambazzino. Non so, è come se fosse una ruota. Te ne mangeresti sempre. Poi, zeppolella. Pasta cresciuta, a terra. Bello. Dove ci sta in bella? A fare un brocchetto. Proprio un brocchetto. Sta linea, cioè, cocca e basta, la patata. Hai sempre da dire su di me. Ovvio. Non scorre buon sangue tra di voi. No. Perché? No. A lui questa cosa. Ah, vedi? Oh, è rigore per la Juve. Se non è rigore vai Juve. Ok, il panino in mezzo, pasta cresciuta all'interno. E stai. Madonna mia. Oh, non sei un bel vedere. Ma Gitta, la cosa che preferisci di più? Spaghetti alle vongole per primo a chi paga. Ovviamente. Esatto, giustamente, il giusto trattamento, insomma. Mamma mia. Te ne hai mai mangiato spaghetti di vongolo? Capite dove siamo qua? No, forse tu non ne capi da stomaco. La vita. Ti sei mangiato? Te l'hai mai mangiato? Come? Allora, ti dico un segreto. Questa, vedi questo? Non si mangia, ok? No, lo so. Si mangia solo il frutto. Va bene? Ok. Ok. Mi raccomando. Anche? Ok. Dai. Ma la prima cosa. La prima vongola. Ma no. what was No, more? te la giritta, porca miseria. Che fa? Che No, stai non da facendo? mangiare, fratello, ma si scema. Questo si mette qua. Questo si mette qua. Bravo. Ok. Come se fosse comunque da vedere YouTube, ne vanno a sigare. Grande amore, solo un piccolo grande mangiare al amore. Lo so. Eccoci con tutto. Un po' di formaggio. Pomodoro. Ecco a voi, buon appetito. Grazie. Allora, solo da fresco, guarda il cava. Madonna mia. Andrea, aspetta, mo a parte tutti gli scherzi, Andrea. Dimmelo. E questo è il tuo piatto preferito? Allora, attualmente potrebbe essere il mio primo preferito. E qui da fresco, per me è la... No, fammi dire, cioè a Napoli questo è il piatto più buono, cioè nel senso a Nerano sapete che è tipico mangiare la Nerano, ma la Nerano più buona a Napoli è da fresco, per me, per quanto mi riguarda, ma io veramente me la ordino a casa quasi sempre. Ma stanno pure pasta e provola, pasta e sai niente, mamma mia. Come al solito comunque. Ma che c'azzecca, città Nerano, è la Nerano più buona a Napoli. Quello l'avevo capito. Solo da fresco. Non l'hai capito perché tu no, pure Solo la da pasta- fresco. Ti rinuncio. Signori, questo è il mio spaghetto, questa è la Nerano di Mirko. Spaghetti che pongono E nulla. Grande amore, solo un piccolo. Mamma mia. C'è un trattore. Vabbè, è un gesto eloquente, non pronunciarti. Tu ovviamente non aspetti che la cam ti riprenda, ma comunque mangi È già. ardente, ma io. Cosa? No, raga. È caldo? È ardente. È Caldo. ardente, raga. No, no, lui è romano, lui parla così, ardente, raga. Proprio ardente. Signori. Madonna mia. Spettacolare, ragazzi. Io non l'ho mai mangiato a Nerano, ma mi ha detto Simone Crispo Guarda, che anche lui è no. Che anche Guarda, proprio, proof. Vai. Io Mi l'ho ha detto, mangiato. mi ha detto Crispo che la Nerano lui ci bazzica d'estate mangiando la stessa lì nel posto. Ha detto questa è quella che si avvicina di più. È piaciuto? Non me cazzo, Ma che? A Nerano non cazzo io. Uno scazzino. Signori, è arrivato anche il momento di assaggiare questo spaghetto col pomodoro fresco e un poco e duro. Che così si chiama? Adoro un coppo. Allora, io non voglio essere preso in due perché lo sapete come sono. Penso che qualcuno ci sta un po' invidiando. No. Mentre ci guarda. No, dico, cioè, no, invidiando in senso positivo, però dico, ragazzi, è una delle sensazioni più rilassanti e più belle. Mangiare con gli amici sul lungomare di Napoli, con questo sole, un signore che canta, Paga a freddo. Casa un mare, non bava. e non va nemmeno. Quindi, buon appetito. Contraddico. Allora questo è pure lo spaghettone che io preferisco, perché si sente sotto al dente, capito? Dormirai serenamente ed è importante, questo sai. Veramente noi all'altra vita mi darai. Ragazzi, belli che non si arrate, senza questa parte. Non mi sempre rifare la spina a fare. Signori, mo sto punzulanna.
Ma penso che lo stesso vale anche per loro. Mirko addirittura è partito con la scarpetta. Capito? Ma guardate la crema, guardate questa crema, questi zucchine. Stiamo divertendo però, Stiamo divertendo. Poi che la fa? Una volta che fai così, io pigliate a stendere e hai solo. Questo è, capito? Signori, stiamo un attimo discutendo a tavola, visto che Mirko ha girato molto, è andato anche a Nerano a provare la vera Nerano, nel senso proprio dove è nata, dove si fa. Qual è la differenza con questa qua che hai appena mangiato? Qua è molto simile, ma non so quanti tipi di formaggi utilizzano qua. Addirittura ci sono alcuni posti lì a Nerano, proprio sul mare, sono 3-4 ristoranti che lo fanno, che addirittura utilizzano anche più di 10 formaggi diversi per fare la Nerano. Il costato zitta, ma Ok. È incredibile, Giovanni non ne può mangiare mezzo. Allora, spero che tutti i 10 formaggi insomma siano stagionati. Più di 24 mesi possiamo dire. Andrea, sei partito anche tu con la scarpetta. Che cavolo? Causa pazzesca. Allora, Alfredo è l'unica persona al mondo che quando viene inquadrata sotto sotto, pure mentre mangia, fa passare la voglia di mangiare. Scherzo! Ragazzi, buono, andiamo a lui. Si buono, dai, con lui già. Vero, vero. La verità. Che grande, ragazzi. Io lo sponsorizzo. Io vi voglio dedicare questo boccone che credo sia diventato l'ultimo purtroppo di questo piatto. Guardate qua, inzuppato completamente nell'olio. Grande scarpetta. Non ve lo dico proprio. Ora aspettiamo il pane. Pane al pane. Vino al vino. Sono di pane, scarpetta. Questo io vi faccio un'inquadratura dall'altro perché veramente merita. Sciattiamo pure un po' di pomarole, un po' di zucca, un altro po' di salsa. E nulla. Occhio. Facciamo Roby? Te fa arriva. Non copre lui. Certo, perché poi. Non ti la scrivo sta cosa. Facciamo basta scarpette poi dopo. Tuo muovere. Facciamo lingua fuori. Bello, diciamo. Fila, Signori, buon appetito. Bis. E ora? Aspettiamo tutto quanto is. Sta qua, ragazzi, sta qua. No, sta qua. Diciamo per concludere una bella tazzolille caffè. Però per concludere ancora meglio. Ecco qua il conticino. Come quale conta? È sempre da promessa, c'è anche una piccola attenzione per te. Vabbè. Però mo gli amici tuoi me li devi portare più spesso. Ma me ne si benissimo perché si è bloccato, si è buggato. Si è bloccato. Carello che è uscito tutto per Alfredo sta bulletta. che so. Dai, vai a pagare, vai. Vai. Mamma mia. E meno male ci ha fatto l'attenzione, se non ci facevano l'attenzione. Sta pure zucchero qua, non si può mai sapere. Non pigliamo un caffè, fammi pigliare poco. Con zucchero da Acqua e zucchero deve fare. Mamma mia. Ragazzi, io vi saluto. Un bacio forte. Alla prossima. Ciao, grazie. Arrivederci, grazie. Vabbè, comunque te l'ha lasciato. L'ha cacciato come? L'ha cacciato. L'ha cacciato tu. Non ci vuoi mai un infarto cuore. Oh, sì, che c'è stato nel là? Oh, non si è fermato un attimo. No. La capre un attimo. E io a papà. Vabbè, che è diverso comunque. Ma tenete un attimo scontrino. No, mantini tu. No, ma. Ci apri un attimo una cosa. Ne apri niente, a casa. Forza. Dai. Buonasera. Ci vuole rapi. Eravi tu. Non se ne viene. O ci caccio una catena. Buonasera. Forza. No, contanti. Con tanti saluti. Aspetta, ti do io una mano. Lo tengo lei. Aspetta, che dici? Infatti già, aspetta. Ok. Ma ti spugnate, Alfredo? Grazie Alfredi. Vedici. Alfredo, quando è? Siamo 90 e 90. Due volte così. Mo devo mettere per 90 e 90 per tutta la giornata. C'ho per riprenderli. Alfredo, però devo dire la verità, ce lo devi. Oh, no, mai va. Mai. Però. Ya, ma onestamente. Oh, dai. Ti tu, mettitelo in cameretta. Anni è tutto. Mo, sai che fa? Ti fa fare solo una canzone a kill. No, ma c'è a fare un bagno in paese. Oh sì. Ci sono 90 euro.
90 era... Quanti pigliai tu? Piano 90 era Bulletta. Quando la piazza pure? Quanta squadra misa al free, piano 90? 4-5 Dopo possiamo chiudere in bellezza. Mettete un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale di Super Allan, è pure il mio. Stiamo quasi a 30.000 iscritti, così? Vai! E noi ci vediamo in un prossimo video. Video. E ciao!